Tu non conosci Luciavoro della tua città. Noi siamo portati a pensare che la cultura sia qualcosa di esterna da noi, che vive nei musei. In realtà la cultura è una cosa viva che agita il nostro quotidiano e il nostro divenire. Abbiamo pensato che nel principale asse culturale della città potessero avere luogo e vivere interventi culturali, musica dei ragazzi, estemporanei, musica tradizionale e prodotti del nostro territorio, che in questo modo possono incontrare una platea molto attenta, che è quella dei turisti e degli abitanti della città, che spesso sconoscono il nostro entroterra. Intanto siamo nel percorso arabo-normanno. Penso che le nostre tradizioni, dall'agricoltura alla cucina, è un modo per raccontarle lungo un percorso UNESCO. Fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione. E il Cassaro in questo, tutto ciò che arte e cultura, lo sposa in pieno. La cultura non si può definire come un compartimento stagno, la cultura è vasta, così come è cultura alimentare, così come è cultura musicale, così come è cultura letteraria. Tutte queste forme di cultura si compenetrano una dentro l'altra in un sapere comune e meraviglioso. Voler sposare il centro dell'entroterra siciliano al centro di Palermo come Cassaro ci pare un accostamento che possa avere un'unione dal centro al Cassaro, dal centro al centro. Attraverso questi eventi si può rilanciare la via, il Cassaro, creando nuovi progetti, nuove attività culturali e nuovi interessi, sinergie tra chi ci abita, chi ci lavora e soprattutto chi viene da fuori. Soprattutto per il turista che viene in questa città stupenda dove c'è cultura e cibo è cultura, quindi presentarlo anche in un certo modo ha un altro valore. Il Cassaro, che è la strada storica centrale del tessuto urbano della città, diventa un connubio tra la cultura materiale e la cultura immateriale. Collega i commercianti già stabilmente presenti con produttori che vengono dalle varie province della Sicilia. I nostri prodotti sono molto profumati, la profumazione viene determinata dal territorio stesso. Ci troviamo al confine fra Salemi, Trapani ed Erice. Tramite Io Compro Siciliano stiamo esponendo i nostri prodotti. Diamo valore ai territori, questo è il progetto che Io Compro Siciliano porta avanti. Abbiamo dato valore alle aziende, a dei produttori di prodotti siciliani, ai negozianti, tutto in un connubio, in una comunità che dà valore al Made in Sicily. I quattro canti segnano l'ocori di una città che vive di rancore, le statue sono nuri alla Vreogna. E qui ci passa, la notte se le insogna.